Voglio essere molto sincera, me ne vado con un'esperienza veramente oltre il muro. La più bella è quella dell'intervento che abbiamo fatto assieme. Mi avete veramente emozionato, soprattutto toccato delle corde dentro molto forti. Sapete che io sono di origine argentina e ho sempre avuto questa parte di me, questi due mondi che anche quando sono stata qui in Italia dai 15 anni, per cui questo momento di integrazione molto forte nella mia vita hanno sempre vissuto due mondi dentro di me, per cui ho sempre tenuto a questo come una risorsa molto forte, ma soprattutto la risorsa delle origini per me è stato soprattutto il mio stimolo iniziale, cioè le origini fanno parte della mia creatività, è da lì che prendo spunto, è da lì che sono diventata unica nel mio modo, e per cui invito anche a voi dalle vostre origini, dalle vostre diversità, da tutto quello che vi piace, da tutto quello che vi rende liberi, di fare di voi un'opera d'arte, soprattutto impegnatevi ad essere diversi per essere unici e soprattutto per lasciare il segno in un periodo così difficile. Siete voi il nostro futuro, oltre che il vostro siete anche il nostro da noi adulti, per cui questo è il mio messaggio. Bravi, siete fantastici e grazie di cuore, grazie Loreo, grazie Melania. Volevo anche ricordare che abbiamo fatto un banchetto e ce l'ha offerto l'azienda agricola La Galassa di Gavello, che è stato nostro supporter, nostro fan fin dalle origini del festival, ci segue da 10 anni. La Galassa propone ovviamente un'etica del prodotto che si basa proprio sul rispetto per l'ambiente, e ci ha fatto queste confezioni personalizzate, e c'è una bellissima frase, ringrazio Giovanna Zecchini e tutto lo staff della Galassa: le idee racchiuse in se stesse si inaridiscono e si spengono, solo se circolano e si mescolano, vivono, fanno vivere, si alimentano le une con le altre e contribuiscono alla vita comune, cioè alla cultura. È un bellissimo messaggio che porta anche quella che è il concept di questa azienda, un'azienda creativa che produce mele, e hanno anche ovviamente i loro animali, ecco, e praticamente fanno comunque etica, proprio nel senso il cibo sano, ma veramente sano, non una moda, ma proprio dei valori, una filosofia di vita. E proprio perché siamo in tempo di risparmio, ha evitato l'opulenza dei grandi banchetti, ha fatto una confezione molto semplice usando del cartone del riciclo e mettendo al centro quella che è la cultura. Quindi troverete un panino con le loro marmellate di produzione loro, e c'è anche la Nutella del Polesine, perché è questa sorta di Nutella fatta con noci e zucca, che è un prodotto veramente nuovo, insomma, di questa azienda, che ringraziamo e che ci sostiene come la nostra cultura e restano qui più possibile. Grazie a tutti e noi vi aspettiamo. La prossima data sarà qui vicino a Cavarzere, il 9 aprile. Siamo all'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII, le ore 11. Inaugureremo il secondo murales dedicato all'ecologia e all'ambiente, e anche con i ragazzi stiamo facendo, con i bambini di questa scuola, stiamo facendo tanti laboratori creativi con Giulia Alessio, che è un'altra delle protagoniste del nostro festival. Grazie a tutti!